Allora, Michele Favero, Sì. conosco un po' il vostro percorso, no? Insomma, vabbè, Certo. ci siamo visti più volte. E so che la decisione di arrivare a questa candidatura alle regionali è stata Molto molto sofferta. sofferta e anche molto meditata, perché avevate Esatto. detto no. Per un lungo periodo avete detto no. Poi, perché Noi- innanzitutto avete deciso Ecco, questo? noi intanto abbiamo fatto approvare una legge, la legge 16, perché è stata una legge scritta da Indipendenza Veneta e che la Regione Veneto ha subito e poi prontamente, visto che non è assolutamente pro-indipendenza, l'ha messa in un cassetto. Vero è che l'assessore incaricato anche di fare delle delibere attuative ha fatto solamente una delibera in bianco, la 1331, e poi non si sa più nulla della nostra legge 16. Allora, gioco forza, siamo stati costretti in qualche modo a competere e il movimento, attraverso i suoi delegati nell'ultimo congresso dell'8 febbraio a Vigonza, all'unanimità ha deciso di partecipare a queste competizioni, che noi non vogliamo chiamare elezioni regionali, ma vogliamo piuttosto dare ai Veneti l'opportunità che siano delle elezioni per il nuovo Parlamento Veneto Costituente. Perché diciamo questo? Perché noi siamo trasversali alla politica italiana, che non ci interessa, né di destra né di sinistra, ma vogliamo che il Veneto possa esprimersi proprio per il diritto di voto. A noi interessa questo, arrivare a far fare ai veneti il referendum. Questo è l'unico punto di programma di Indipendenza Veneta. Lo diciamo spesso e lo ribadiamo, non ci interessa governare, perché oggi da uno Stato centrale che sta portando via 20 materie di competenza regionali, con il vincolo di supremazia, di cosa vogliamo parlare? Di bugie? Questa è governare, non avere più risorse per mantenere anche in piedi le strutture stesse della regione? Per non avere neanche i comuni oggi non hanno i trasferimenti adeguati neanche per l'ordinaria amministrazione. Di cosa stiamo parlando? Di fesserie? Allora chi vuole l'ortodossia dell'indipendenza vota Indipendenza Veneta. Chi vuole sentire ancora bugie, federalismo, autonomia, eccetera, vota i partiti italiani, uno vale l'altro, perché tanto alla fine arriveranno sempre al solito compromesso di gestire le briciole dello Stato italiano. Ma avete intenzione, una volta entrati in Consiglio regionale, di apparentarvi con qualcuno o comunque... Guardi, il nostro intento è questo, di entrare in Consiglio regionale per fare in modo che il potere venga travasato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, e cioè prima di qualsiasi cosa noi vorremmo che qualsiasi Giunta, qualsiasi Presidente passi attraverso la legge 16, e cioè si dà prima l'opportunità ai veneti di potersi esprimere, togliendo quella norma ridicola di spesa dei 14 milioni di euro che è stata inventata solamente per la volontà di non far fare il referendum, perché come mai, ripeto, la legge 15, quel pasticcio italiano fatto sull'autonomia, costa 3 milioni 950 mila euro ed è a carico poi della regione, e invece la legge sull'indipendenza costa il referendum per l'indipendenza costa 14 milioni di euro, cioè 3 volte tanto e anche di più, ed è a carico poi dei contribuenti. Ripeto, e lo ricordo ai tanti veneti, che abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi, più altri 10 di interessi passivi che paghiamo per un debito pubblico che il Veneto non ha mai concorso a fare. Allora basta mezz'ora di residuo fiscale del Veneto per fare il referendum, e questi ce lo vogliono far pagare 2 volte. Cioè, manca la volontà. Allora chi vuole l'indipendenza vota Indipendenza Veneta, chi vuole sentirsi ancora dire delle balle vota qualsiasi altro, uno vale l'altro, tanto è Roma che comanda, è Roma che ti dice vuoi dei soldi, benissimo, ti stanziamo questi. Cosa può fare oggi un Presidente della Regione? Decidere di spostare una cosa all'altra, la coperta rimane comunque sempre corta. E allora, se non l'abbiamo ancora capito, se gli stessi sindaci non hanno capito questo, allora ci sono dei problemi di comprensione. Cioè i trasferimenti, tanto per dare dei numeri, un comune che versa 100 milioni di euro allo Stato italiano riceve come trasferimenti, li ho visti perché abbiamo analizzato tutti i dati dei comuni, circa 1 milione di euro come trasferimento indietro per assolvere i propri doveri, cioè l'1%. Vogliamo continuare così? Vogliamo avere le briciole? E allora votate i partiti italiani, tanto avrete sempre le briciole e questo popolo sarà destinato a morire. C'è anche qualche cretino, mi scuso il termine, anche se perdo un po' la compostezza, perché c'è anche qualche industriale che dice ma poi ci isoleremo, bisogna puntare sul Made in Italy. Quale sarebbe il Made in Italy della grande industria? Quello che vedo
quotidianamente nei negozi, e cioè marca italiana, e poi vado sotto Made in Bangladesh, avere l'ufficetto con 3 persone in Veneto e la produzione spostata dove pago le persone $1 al giorno e magari senza nessuna regola, dove si comincia a lavorare a 13 anni per 20 ore al giorno. È questo il Made in Italy della grande industria italiana? E poi sento dire le imprese venete sono troppo piccole per competere. Bene, il prodotto interno lordo del Veneto è mediamente uno dei più alti d'Europa, prima cosa. E il Veneto, sganciato dall'Italia, avrebbe un surplus del 12,2%. È stato un po' però lo stesso problema che ci hanno avuto in Scozia, cioè voglio dire c'è stato un po', no, questo sì, ma lì timore. era un problema più legato all'identità. Gli scozzesi comunque hanno il 90% delle risorse, addirittura il 95% delle risorse, pertanto l'Inghilterra tratteneva quasi nulla. Poi sono stati anche intimoriti dal Fondo Monetario Internazionale, dalle banche, che hanno mandato a casa delle letterine: attenzione perché perdete le pensioni, perché avete dei problemi con i contributi all'agricoltura, e allora uno si spaventa. Sì, anche grosse imprese hanno fatto un po' questo discorso. Ma certamente, no? Perché è il gioco dei grandi, no? Dei grandi poteri che interviene su questo, perché si vuole un popolo di pecore e che dipenda sempre dall'alto. Allora, se i veneti vogliono ancora suicidi, vogliono ancora vedere le loro imprese andare in carinzia, vogliono praticamente privarsi del loro territorio, vogliono vedere morire tutto quello che hanno costruito in tanti anni, continuino a votare i partiti italiani. Sicuramente arriveranno alla fine, poi se ne accorgeranno.